Passo allora la parola a Bernardino Pittino, architetto, che credo che tutti voi conosciate, che nella professione ha fatto una lunga esperienza e tra l'altro è stato anche presidente dell'ordine degli architetti, e il nostro primo incontro è stato proprio a livello professionale tra ordini. Ecco. Questa qui è però nella veste di figlio di Fred Pittino, quindi la persona più adatta per evocarlo. Mi diceva che questi sono i 30 anni della morte di Fred Pittino, e dunque è un'occasione per ricordarlo, e sarebbe bene che fosse ricordato anche con un poco più di coinvolgimento per il ruolo che ha avuto nella cultura friulana e non solo friulana. A te Bernardino. Bene, grazie, buonasera. Sì, in effetti io sono un figlio di, e nonostante abbia superato già da un bel po' di anni la settantina, continuo a esserlo e non mi dispiace, sono orgoglioso di essere figlio di Fred Pittino. E per cui quando Raffaele mi ha chiesto, su suggerimento anche di Roberto D'Orso, che dopo magari io vorrei coinvolgere in questa chiacchierata, lui e anche Roberto Dorato, se vogliono magari sedersi vicino a me. Va bene, no? Se non fate sentire solo. Dai, venite qua che così. Perché chiamo loro due? Perché sono amici d'infanzia e con loro ho condiviso gli anni giovanili. Poi Roberto D'Orso, tra le altre, è stato allievo di mio padre e quindi potrà anche lui raccontarci qualcosa. Dicevo prima a Raffaele che è un po' dura in questo breve spazio di tempo raccontare 60 anni di lavoro di Fred, però io ho messo giù una serie di diapositive che cercano di illustrare un po' tutti gli aspetti della sua vita professionale e non solo, perché poi chiacchiereremo anche di questo. Per cui io partirei subito perché così affrontiamo il tema. E da dove partiamo? Partiamo dallo scritto, quello è uno scritto di Aldo Merlo, che era un amico caro di Fred, che era un ottimo grafico, un ottimo disegnatore. E partiamo dalla nascita. Alfredo Pittino, in teoria doveva chiamarsi Alfredo, poi probabilmente l'ufficiale di anagrafe aveva bevuto un bicchiere di troppo e ha scritto un nome incomprensibile, per cui alla fine, dopo alcuni passaggi, anche con qualche problema di codice fiscale, è diventato Gifredo Pittino. Però lui si è sempre firmato Fred, per cui lui nasce ad Ogna. Perché nasce ad Ogna? Perché i suoi genitori, insieme a tutta la grande famiglia Pittino di quella volta, erano in Austria, perché avevano attività là. Ogna è subito di qua del confine. Se poi pensate che quella volta c'era probabilmente il confine, era ancora Ponterra, no? Pontarfere. E quindi mia nonna viene a partorire ad Ogna e poi lui torna in Austria. Vediamo cosa ho combinato adesso qui. No, c'è. Facciamo una roba buttata. Ecco. Torna in Austria e lì vive fino al 1914. Nel 1914, allo scoppio della guerra, al Pittino di Neumark viene detto o conosce o problemi. Quindi alcuni, tra cui mio nonno, alcuni della famiglia, tornano in Italia. Mio padre torna in Italia, alcuni restano di là, infatti qua vedete una cartolina del Weinstube Pittino,
di norma. Mio padre arriva qui che quindi aveva circa 8 anni, sapeva il friulano e sapeva il tedesco, quindi chiaramente ha dovuto reinserirsi, imparare l'italiano, eccetera, eccetera, e torna ad Ogna. Ma ad Ogna diventa subito zona del fronte, bombardata, eccetera, eccetera, quindi la famiglia Pittino spolla in Toscana, come tante altre famiglie, a Montale Aliana. Questo nome mi è rimasto, che poi ho scoperto che sono 2, Montale e Aliana, sono 2 borghi separati. Rientrano a Udine, finita la guerra, e mio nonno mette su un'attività di commercio di legnami, visto anche il rapporto che aveva con l'Austria. Quindi il Fred viene mandato a studiare geometra, anzi perito agrimensore, come si definiva lui, e si diploma nel 1924. Però chiaramente già da subito ha capito che non era quella la sua strada, non osservava che lui portasse avanti l'attività, ma lui non aveva nessuna intenzione. Mio nonno, io dico sempre, è stata una persona assolutamente lungimirante, perché lo ha sostenuto in questa scelta e quindi gli ha dato campo libero. Il papà, qui vedete che ci sono dei quadri, uno del 1925, che probabilmente è ancora di Dogna, e poi 2 paesaggi di Udine, che dimostrano già come a quell'età lì lui avesse già un'abilità, pur essendo un autodidatta, perché appunto lui aveva studiato geometra, ma già lì a scuola aveva dimostrato le sue capacità nel disegno. E decide di inserirsi nella famiglia degli artisti, dei giovani artisti che esistevano a Udine. Qui al Calcoia aprì quei stivali. Chi è quel contadino con gli stivali? Dice Max Piccini, che poi diventerà il suo grandissimo amico, uno scultore. E con Max poi loro fonderanno, cioè creeranno un sodalizio che durerà tutta la vita. Infatti io lo chiamavo lo zio Marco. Se voi pensate che lui si chiamava Carlo Marx Piccini, in quel periodo non deve essere stato molto simpatico la questione, no? Ecco, e mettono su uno studio nell'ex chiesa di San Domenico, che era una chiesa abbandonata e praticamente diroccata, che si trovava dove adesso c'è la 4 novembre circa, che poi è stata demolita appunto per costruire quel complesso lì. E in questo studio nel 1928 si costituisce la scuola friulana d'avanguardia, dove i 3 Basardella, Filipponi, Candido Grassi e Angilotto Modotto, oltre a mio padre, costituiscono questo gruppo. E qui c'è riportato un brano del diario di Angilotto Modotto, che era più vecchio, aveva 28 anni, era più vecchio, mentre gli altri erano tutti ragazzetti, 22, 18, no? E in cui si dice appunto che è costituito un gruppo di giovani pittori per battere le inutili tendenze vecchie. Quindi anche a Udine si dibatte, si discute come nelle altre grandi città. Questo gruppo dura abbastanza poco, perché poi le strade si dividono, anche la gestione, diciamo, rispetto alle attività espositive non collima tra le condizioni dei vari fondatori, per cui dopo un po' questo gruppo si scioglie e Fred comincia ad approfondire la sua pittura. Qua vedete i primi quadri di quel periodo, che sono molto, voi aiutatemi perché avete... Sono novecenteschi, no? Vedete per esempio qui ci sono anche
le officine, paesaggi industriali, parlavamo l'altro giorno, no? Facevamo riferimento a Sironi, per cui anche lui si sviluppa e approfondisce questo tipo di pittura. Vedete, molto forte, molto, qualcuno l'ha definita molto tedesca anche. Ma se guardi i colleghi di quel periodo dipingono tutti quelli di Carrara, di Diego, più o meno la pittura del Novecento, quello che poi è passato col nome del Novecento. Con la prima mostra la fanno assieme Fred e Marx ancora in quel periodo. E i quadri sono più o meno quelli che avete visto. E leggendo l'elenco del catalogo si vede che ha prodotto parecchio lavoro, infatti mio padre è sempre stato un grande lavoratore fino all'ultimo, e ha anche esposto in parecchie situazioni, anche fuori Udine, Bologna, Pesaro, Venezia, scusate, e quindi si era dato molto da fare, pur essendo giovane, pur essendo alle prime armi. Fa lui la presentazione della mostra. Vi leggo solo un brano che è interessante. Devo subito avvertire che io tento di fare l'arte per l'arte e quindi la pittura come tale. Sfuggo il concettoso e il difficile, nonché la letteratura pittorica. Le mie opere, pertanto, vanno osservate e giudicate alla stregua di studi e di ricerche nei quali miro all'espressione dei valori plastici del soggetto e quindi all'equilibrio dei volumi, dei chiaroscuri, dell'euritmia della linea, a scapito spesso di effetti coloristici lusinghieri. Infatti questo riflette perfettamente i quadri che abbiamo visto prima. Udine vista stretta, questo è un ritratto, poi vedremo sui ritratti di Buiatti, ce n'è anche altri. Udine vista stretta, quindi parte per Milano, parte all'avventura. E anche in questo caso bravo mio nonno che gli ha dato il sostegno, perché ovviamente con i quadri quella volta si viveva poco, per cui prima apre uno studio in via Senato e poi entra nella casa di pittori in Corso Garibaldi, che è quella poi dove è rimasto fino a che è rientrato. E questa casa di pittori è stata recentemente restaurata e rimessa a disposizione per le attività culturali a Milano, quindi è ancora lì. A Milano conosce i vari nomi che poi si affermeranno, che erano già affermati in un periodo, Miloni, Tomea, Del Bon, Carrà, con Carrà Scopone, con lui che era un giovincello, con Carrà e con Miloni che erano già maturi. E una sera Carrà gli ha detto: tu non diventerai mai un pittore se non impari a sparigliare a Scopone, no? Per cui mio padre non ha mai saputo giocare a carte, però si vede che doveva stare nella compagnia. Quindi lì, in questo nucleo di personaggi si forma, lì ritrova Giulio Trasana, che era un pittore, un poeta maledetto, di quelli che leggevano Nietzsche solo durante la notte, o Dostoevskij, che aveva tentato, l'aveva conosciuto a Udine, aveva tentato una carriera di pugile, avendo avuto qualche successo qua, è andato in Spagna, li ha prese come Bertoldo, è tornato a Milano disperato, e lì si sono ritrovati e hanno ripopolato questa amicizia. Infatti grandi discussioni, gli ha fatto anche alcune presentazioni alle mostre, eccetera, eccetera. Quindi un altro grande amico che io ho conosciuto quando è venuto a Udine una volta, è un poeta stimato parecchio. E lì incomincia l'evoluzione. Questi sono i primi quadri dopo quelli che abbiamo visto, cioè quelli molto duri, molto scolpiti se vogliamo. E qui comincia a lavorare sul colore. Si francesizza, diciamo. Ecco, si francesizza, esattamente. E vi rileggo un altro testo di una sua autopresentazione fatta in occasione della prima importante esposizione che ha fatto a Milano insieme a Afro, a Bosisio e a Calitti.
Il desiderio di realtà che domina la mia pittura mi fa amare soprattutto il racconto. Non dispero di elevare questa forma narrativa a poesia, pur mantenendone il carattere oggettivo. Da un periodo di desideri plastici sono passato a una ricerca di valori più spietamente pittorici e questo dichiarato poi lo porta avanti. Nel periodo milanese, vedremo scorrendo queste immagini, nei 10 anni in cui lui si ferma a Milano, sperimenta molto. Roberto parlava dell'influenza dei francesi, Fauve, Gauguin, se voi pensate anche questa canzone malinconica. Ecco qui un autoritratto con amico che è proprio Giulio Trasanna, quello di cui parlavamo prima. Fa anche dei ritratti importanti, lo hanno riferito anche a Delacroix, forse mi pare un po' esagerato, però per esempio Corot con certi paesaggi, no? Beh, quello in alto a sinistra è Corot sicuro. Appunto, non ce n'è anche qualcun altro, no? Per cui... E lui guardava molto appunto la pittura francese. Questi ultimi sono del 38. Nel 38 viene chiamato a illustrare le copertine della lettura, quindi un'occasione ghiotta, perché era un mensile del Corriere della Sera e che poi pubblica anche una serie di ritratti e quindi questo è un riconoscimento, è un lancio non da poco, come dice Aldo Ritti in una sua presentazione, però la sua vita è vicina a una svolta. Cosa succede? Succede che nel 1938, su segnalazione proprio di Max Ticini, il parroco di Flandro, Don Comelli, gli chiede di affrescare la chiesa. Lui manda dei bozzetti, si interfaccia con questo parroco, litiga perché il parroco riteneva le sue proposte troppo moderne, però poi alla fine con il supporto della commissione di arte sacra che gli dà l'approvazione, lui ottiene questo incarico. C'è un problema, la tecnica dell'affresco lui non l'aveva mai affrontata. Cosa fa? Prende 2 tabelloni di laterizio con un tonaco steso e fa queste 2 prove di affresco che adesso sono esposte su un piccolo museo di Dogna dove c'è una sala a lui dedicata. Anzi, se avete occasione credo si debba prenotare perché l'estate è aperta ma d'inverno mi pare di no. Quindi dopo queste prove lui comincia, quindi l'Annunciazione, la cacciata del paradiso, vedete sono pitture molto impegnative perché di dimensione notevole, anche di impegno coloristico. L'abside con il trionfo dell'Eucaristia, la cupola con la discesa dello Spirito Santo. Quando sta terminando l'arco trionfale e la cupola con la Madonna sotto cui è scritto Regina Pacis, è il 1940, quindi scoppia la guerra. Cosa succede? Lui torna per un breve periodo a Milano, ma poi rientra a Udine, anche perché ha altre occasioni di lavoro. Lui non ha partecipato alla guerra, non ha fatto militare perché era stato scartato, poi forse era fortunato perché aveva un'età, era troppo giovane per la prima guerra mondiale, troppo vecchio per la seconda e quindi gli è andata dritta. Ritorna a Udine e poi lì ha subito un'occasione per la realizzazione di un mosaico per la chiesa di Ordignaco di Bunia. Il primo intervento è questo, adesso qui lo vedete in bianco e nero, è una lunetta nel trotilo nell'ingresso della chiesa. È un mosaico dal punto di vista tecnico molto brutale, perché se si guarda da vicino sono le tesserine tutte uguali, si vede che per lui è
la prima esperienza. Lui non li realizza, lui fa solo il bozzetto, però il controllo del mosaicista non ce l'ha ancora probabilmente. Visto il successo di questo primo intervento, gli danno l'incarico di proseguire, quindi qui vedete i due cartoni di Adamo ed Eva che sono nell'arco trionfale, e qui Rizzi dice che si libera da quello che è il classico approccio del mosaico, che ha come origini sempre, come immagine, il bizantino, quindi rigido, e diventa molto più morbido e più caldo. Qui c'è l'incoronazione della Madonna, c'è l'Adamo mosaico, che prima avete visto in bozzetto. Qui vediamo un dettaglio, perché l'ho messo? Perché si comincia a vedere che la tessitura delle tessere, anche dei colori, viene molto più controllata. Perché mio padre cosa faceva? Lui faceva il bozzetto a tempera di solito, anche in scala ridotta, aveva costruito anche una lanterna magica per proiettare e ingrandire e riportare in scala il disegno. Dopodiché con i mosaicisti sceglieva i colori delle tessere, perché ovviamente nel mosaico non è che si mescolino i colori, si devono costruire con i colori che ci sono negli smalti, e sceglieva anche il mosaicista per fare i vari pezzi, le varie parti, perché secondo lui alcuni erano bravi a fare le mani, alcuni erano bravi a fare i fondi, alcuni le facce, eccetera, eccetera, per cui riusciva a governare anche la realizzazione del mosaico, seppure lui non ci metteva mano. Questo è il bozzetto dell'abside, sempre lì, e questo è il mosaico dopo il terremoto. È stato restaurato, sono riusciti a salvarlo. Da questo lavoro nasce il rapporto con la scuola di mosaico di Spilimbergo, che poi dura 40 anni. Lui insegna, andava a Spilimbergo una mattina alla settimana, insegnava disegno e gestiva la direzione artistica della scuola. Vedete sotto c'è un piccolo bozzetto che lui ha fatto, che è un'esercitazione realizzata dai ragazzi. Per cui lui, e se voi andate sul sito dell'ERPAC, c'è tutto l'archivio dei bozzetti della scuola di mosaico di Spilimbergo. Credo che più del 50% siano di mio padre, perché lui appunto faceva anche tutti questi modellini per gli studenti. Quindi, visto che parliamo di mosaico, vi mostro alcune cose, poi ce ne sarebbero altre, però alcune che secondo me sono significative. Questo è il Tempio di Carmiaco, c'è a parte l'abside con la Pietà, c'è il pannello con la ritirata, il pannello con il ritorno dei prigionieri, e più 2 altari, quindi questo è secondo me un ciclo abbastanza importante che vale la pena di vedere, anche perché la chiesa di Carmiaca, che era sul progetto di Giacomo della Mea, ha anche parecchie altre opere d'arte, per esempio le ceramiche di Ennore Pezzetta, ceramiche imponenti, alte parecchi metri, quindi è una cosa che vale la pena visitare. La chiesa dell'ospedale, anche questa sul progetto di Giacomo della Mea, e che poi lui effigia, non so se riuscite a vedere la freccetta, questo è Giacomo della Mea e questo è Freddi. Si è effigiato nel mosaico. Lassù invece c'è mia madre sull'impalcatura, oggi far salire una signora in tagliere con la borsetta sull'impalcatura sarebbe da galera, e quei due sotto invece sono Berto e Gino, che erano i 2 mosaicisti che stavano posando il mosaico, perché questi mosaici sono tutti fatti con la tecnica rovescio, quindi realizzati in laboratorio e poi posati, non vi tedio sulla tecnica perché altrimenti non finiamo
non finiamo qui. Altro lavoro importante è il Tempio Ossario. Il Tempio Ossario inizia negli anni 60 e finisce nel 70. Il Tempio Ossario, che poi era la nostra parrocchia, e parte con l'altare degli Apostoli, dove c'è, secondo me, una certa assonanza con certi stilemi bizantini, perché sono molto composti e allineati, poi l'altare della Madonna, l'abside, poi c'era l'altare in cripta, e il battistero, dove c'è anche, oltre ad aver disegnato la fonte battesimale e i rivestimenti, anche c'è una vetrata disegnata da lui. Però nel mosaico non ha fatto solo arte sacra. Nel 1942 era stata promulgata una legge, la legge Boccai, che prevedeva una spesa del 2% dell'importo dei lavori da destinare alle opere d'arte da mettere nelle opere pubbliche.